Vogliamo fare un bel applauso all'organizzatore di questo spettacolo, il signor Vincenzo Porcille, a questa grande orchestra della RAI Radio Televisione Italiana, al maestro Oreste Fiscale con la sua band. Allora, noi andiamo avanti con lo spettacolo, adesso vi presento un altro personaggio. Il suo nome è RAI Radio Televisione Italiana, l'abbiamo visto con tanti successi, pensate un po', in quest'ultimo periodo ha fatto una bella canzone che sta spopolando, pensate, in pochi mesi ha venduto 50.000 copie, tutto a posto, è con noi Maurizio, accogliamolo con un bel applauso. Un applausone per l'amico Vincenzo, Vittorio Verde, vai! Sì. Anche per l'amico Vincenzo Porcille, anche per lui questa festa è stata fatta in memoria di sua moglie. Un applauso alla sua signora, vai, chi ci ascolta dall'alto, vai! Una canzone che mi riporta indietro di circa 40 anni, era un bambino di 9 anni e incisi questa canzone. Vediamo se ve la ricordate, vai, vai! Bravo un microfonista, dedicate a tutte coloro che si chiamano Anna. Si bella affascinante, canzone ardente, è giù scritta brutta, modernità, più bella della cosa c'è la città, una macchia da visita non c'è sta, si squisita, saporita, piena di qualità, tutti insieme vai! Quando cammina si fa con la frizza, sapete ma la carrozza la bussa, mentre socio cose l'aria stessa, che preda la cianuccia, quando è in giro per la città, tutta la gente ti guarda e fa insieme, uè nana, si chiude c'è un papà, si chiude c'è un papà. Con le mani, vai! Ci siete? Ci siamo? Avete mangiato? Adesso dobbiamo digerire, così quando andiamo a casa ci facciamo una bella zuppellata e ci mettiamo il tuo fuori, anzi no, a cocco perché fa cavata. Ti fatta con la villa, a busa stanna, a busa panarilla, che novità, ma non consegna bella d'oglia, di scuola e purtà, canzone, si la pure, non te fa più camminare. Adesso dovete cantare voi, nanas, quando cammina, si fa con la festa, nanas, si ferma la carrozza,
conobbe la sua signora, sua moglie, si incontrò in area da un albero di limone, ovvero vicino. E lui gli voleva fare la dichiarazione, diceva, come si chiamava tua moglie? Vicenza si chiamava, diceva Vicenzina, diceva lei, Vicenzina, diceva lei, perché mi portata lei da salva di Vicenzina? Morana, ma Morana, dicevo vicino, ma che come, ma che sei impazzito? Chiaramente, ma sei impazzito? Glielo diciamo che cosa voleva Vincenzo, che poi da quello che è successo è nato questo grande amore per una vita intera e che però dopo lei ci saluta e ci osserva dalla sua e ci ascolta. Glielo diciamo, maestro? Voleva questo Vincenzo, ve lo dico.